Ci sono dei segnali incoraggianti che il tocilizumab funzioni. Ovviamente il dato importante, quello con criterio rigorosamente scientifico, verrà dalla sperimentazione che in questo momento è in corso, dalla sperimentazione dell'AIFA. Dobbiamo attendere un po' qualche settimana, almeno 4 settimane dall'ultima infusione di tocilizumab. Il dato voi lo conoscete: 464 centri hanno aderito alle due sperimentazioni, sia il fase 2 che lo studio osservazionale. Il fase 2 si è chiuso in 24 ore, l'altro è ancora aperto. C'è in questo momento un problema di drug supply, però la Roche ha garantito un incremento anche della produzione, per cui con qualche giorno di ritardo ma il farmaco sta arrivando. Nel frattempo ci sono anche altre soluzioni, sempre con degli anti-interleuchina 6, c'è il tocilizumab dato anche sottocute, il sarilumab che è un altro farmaco dato sottocute. Insomma, i segnali sono interessanti. Dico sempre cauto ottimismo e andiamo avanti e ce la faremo.